Pedemontana esclusa nel DEF, il documento di economia e finanza, dall'analisi costi-benefici. La superstrada in costruzione, 94 km che collegheranno Treviso a Vicenza, incassa di fatto il via libera del governo, senza dunque che nessuno sollevi obiezioni sull'infrastruttura. Nel documento redatto dall'esecutivo, la nuova arteria viene esclusa da ulteriori verifiche e approfondimenti. Basta dunque tentennamenti, l'opera va avanti come stabilito, sebbene a livello regionale il Movimento 5 Stelle abbia a più riprese ribadito la propria contrarietà all'intervento e promesso battaglia in tutte le sedi, compresa Roma, dove il consigliere pentastellato Jacopo Berti si era impegnato a portare all'attenzione del governo quello che giudica uno scempio ambientale. Nulla di tutto questo e il contenuto del DEF lo conferma. È un importante tassello, però è bene chiarire che non abbiamo nulla da nascondere. Voglio ricordare che ho ereditato questa infrastruttura che era di fatto un'opera incagliata, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, vale 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 14 caselli e 36 comuni. Un'opera strategica, l'abbiamo riesumata, l'abbiamo salvata dall'incaglio e proprio per questo abbiamo coinvolto fin da subito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Avvocatura dello Stato e la Corte dei Conti. Altre opere come il Terzo Valico, la Torino-Lione o la stessa Pedemontana Lombarda finiranno sotto la lente di ingrandimento dell'esecutivo, che evidentemente ritiene invece sufficienti i monitoraggi in corso da parte della Regione Veneto sulla Pedemontana. È come un palazzo di cristallo trasparente. Chi vuole vedere i conti sono a disposizione, anzi sono online, nel senso che tutte le informazioni sono a video, però ben venga questa presa di posizione nel DEF che quantomeno toglie ancora queste ombre di dubbio che qualcuno continua ad avere. Opera miliardaria su cui si sono concentrate anche forti critiche e insinuazioni. Zaia, come da suo stile, non si scompone. Se qualcuno ha qualcosa da segnalare, invece di fare polemiche, va in procura e fa una denuncia. Almeno avremo capito se quella denuncia è fondata e allora ci saranno dei condannati. Se è infondata ci sarà qualcuno che dovrà rispondere di calunnia.